Basta offendere la gente! Ma no, perché offendere? Stiamo scambiando delle opinioni. Hai capito? Basta! Interviste! Stuzzicato, provocato. Il sindaco Brugnaro, intervistato durante il TG0 su Radio Capital, si scaglia contro i conduttori Vittorio Zucconi ed Edoardo Buffoni. Il tema della puntata: le unioni civili. Il primo cittadino usa toni molto forti e scatena le critiche che in queste ore gli stanno letteralmente piovendo addosso. La puntata però è stata caratterizzata da un'esplicita parzialità, con Zucconi che all'apice del suo ragionamento, che aveva il chiaro obiettivo di screditare chi oggi è in piazza per il Family Day, ha definito grottesca la posizione di Brugnaro. Il sindaco non ha più resistito. Lei sta facendo una narrazione grottesca di una cosa che è drammatica. Sindaco Brugnaro, noi abbiamo dei paesi in cui queste cose sono consentite da 15, 20, 30 anni. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa ne sapete voi? Nessuno ha raccontato di disastri di questa eugenetica. Basta siete, non volete ascoltare nessuno. Ma no, sindaco. Pensate di comprare tutto. Non si compra tutto. Ne stiamo dando... Quell'altro che mi ha detto del grottesco, ma lo dico a suo padre e a sua madre, grottesco. Siete ignobili e basta. Ma sei arrabbiato, sindaco? Ma un pochino. Perché siete degli s***i. Ma no! Siete un costo della vita delle persone, niente. Avete soltanto gli interessi. Ma che interessi? Gli interessi di chi ha soldi. Questo è il punto. Cioè noi si può avere tutto nella vita. Noi facciamo i soldi con queste cose. Non si possono comprare. Cazzo se mi pensate di trovare soltanto basta dire la gente. Basta. Sindaco, ma lei parlerà dal palco domani al Circo Massimo? Ma che so se pago al palco, cosa gliene frega, non importa. No, ha perso completamente la testa. Non mi a parlare più con quello che ho sentito prima, per cortesia. Ma scusi, ma come si permette lei di dire queste cose? Scusi. Scusate, ma lo Scusa, togli il sindaco. Togliamo il sindaco perché non si fa così, non si insulta. Grottesco non è uguale a che permette. Arrivederci, sindaco. Brugnaro intanto in giornata è sceso a Roma con l'assessore Venturini per partecipare al Family Day e ha ribadito su Twitter la sua posizione: nessuna marcia indietro. Utero in affitto è una pratica abominevole, ha scritto il sindaco. L'idea che si possa comprare un bambino è tremenda.